Questa esercitazione è stata pensata in riferimento all'alluvione catastrofica che ci fu nel 1966 e difatti è pensata e tarata su un'alluvione di 3 aste che sono l'Isonzo, il Tagliamento e il Livenza. Oltre 1000 persone coinvolte nell'imponente esercitazione di protezione civile che simula un'alluvione catastrofica come quella del 66, un'emergenza di tali proporzioni da richiedere il supporto di unità di soccorso anche dall'estero. Si chiama NEIFLEX e vede il coinvolgimento, oltre che delle regioni Veneto e Friuli, anche di volontari e personale provenienti da Austria, Francia, Montenegro, Serbia, Slovenia e Russia. La crescita del numero di incendi boschivi, la crescita degli eventi di inondazione, di bombe d'acqua, di situazioni estreme che si vanno verificando anche a seguito dei cambiamenti climatici, è ovvio che la preparazione e la capacità di risposta non solo nazionale ma anche internazionale è essenziale. Una targa sul municipio di Motta ricorda ancora il livello che l'acqua raggiunse nel 66 e che questa sia un'area particolarmente a rischio. Lo sanno bene i residenti, che rischiarono di finire sott'acqua anche nel 2010, quando si rese necessaria l'evacuazione dell'ospedale, per fortuna solo a scopo precauzionale. Ora l'esercitazione simulerà un'altra alluvione devastante, testando quindi il coordinamento del Sistema Nazionale di Protezione Civile, oltre alle capacità di intervento delle squadre europee. Coinvolti i comuni di Motta e Meduna di Livenza, Gorgo al Monticano e Porto Buffolè, oltre ai comuni veneziani e friulani sulle aste di Livenza e Tagliamento.